Buongiorno, oggi siamo in Orta e sono con l'amico Matteo di Orta e andremo a valutare e visitare tre bellissime varietà che ho qui davanti. Una è l'Astrolabe, una è il Liam e la terza varietà che è vicino al Liam è il Pilier. Bene, adesso io colgo l'occasione anche per chiedere a Matteo, visto che abbiamo l'occasione e la fortuna di averlo con noi, alcune caratteristiche di questi tre prodotti e cosa ne pensa lui e come le vede. Grazie Arnaldo, la varietà che c'è immediatamente dietro di me è l'LG Astrolabe, è una varietà panificabile. Nella parcella appena davanti a me è stato seminato a 600 semi a metro quadro, dietro a 400 e poi abbiamo altre parcelle a 200 semi a metro quadro. È una prova di densità di semine dove andiamo a studiare la capacità di accestimento e la capacità di resistere agli allettamenti. Ovviamente questa varietà è molto resistente agli allettamenti e anche come accestimenti si sta presentando molto bene, perché anche a densità ridotte fa un buon accestimento. E stessa cosa vale per il Liam e per il Pilier. Queste due varietà sono leggermente diverse morfologicamente perché le vedete più glauche, più azzurre e più mutiche, quindi hanno una spiga senza reste. Il Liam è un biscottiero, mentre invece il Pilier è un panificabile come l'Astrolabe, e anche queste le stiamo testando a diverse densità da 200 fino a 600, compresa la densità abbastanza standard di 400 semi a metro quadro, proprio per anche queste varietà metterle nelle condizioni ottimali, circa 400 semi a metro quadro, e negli estremi, cioè 200 e 600, per andare a studiare appunto come si comportano negli accestimenti e negli allettamenti, per capire appunto quali sono i punti di forza e vedere appunto se in condizioni pessime, come potrebbe essere un'annata con scarse germinazioni, quindi più vicina a 200 semi metro quadro, se sono in grado di recuperare molto bene. E quest'anno notiamo, anche gli anni scorsi, perché non è il primo anno che le testiamo, che anche a densità basse, che potrebbe essere ad esempio un'annata con delle emergenze scarse per qualche motivo, la pianta sa recuperare molto bene. Io volevo solo aggiungere che tutte e tre le varietà sono inserite nella filiera Carta del Mulino Barilla. Bene, siamo in Orta, stiamo valutando e visionando una bellissima varietà che è il Pilier. E perché stiamo parlando del Pilier? Perché abbiamo fatto delle prove particolari con il Pentax 5 Ala, che dopo il dottor Pedrazzini ci dirà qualche cosa in merito, ma prima di dare la parola al dottor Pedrazzini, e che quindi ci parlerà dell'ala, io volevo sentire dal dottor Azzi qualche cosa su questa bellissima varietà, le caratteristiche del Pilier. Grazie, allora un grazie particolare intanto ad Arnaldo e a Produttori Sementi Polesani, ma anche ad Orta, che fa un grandissimo lavoro di screening varietale, quindi veramente apprezzabile e utilissimo il lavoro che fanno su questo territorio. Passiamo ora a presentare un attimo la varietà Pilier, un panificabile mutico, molto resistente alle malattie, ma cosa non da poco, è apprezzato soprattutto dalla filiera perché è una varietà equilibrata dal punto di vista molitorio, un PCL equilibrato, e una varietà particolarmente resistente alla ruggine bruna e soprattutto ha resistenza anche tolleranza al clortaluron, quindi anche per nuove difese, diciamo così, nuove tecniche per il controllo delle malerbe, è una varietà che sicuramente si presta a questo tipo di controllo per le infestanti. Ecco, io volevo chiedere ad Andrea Pedrazzini in particolar modo, visto che ormai siamo molto interessati al Pentax 5 Ala, se loro hanno anche, oltre che sulla frutta, sulle verdure, sugli ortaggi praticamente, se hanno anche intenzione di spendere energie sul grano. Ecco, prego. Sì, grazie mille Arnaldo. Dunque, innanzitutto parliamo di un prodotto veramente innovativo, marchio Diagro, quindi marchio di Diaken per quanto riguarda i prodotti nutrizionali e gli agronutrienti. Parliamo di Pentax 5 Ala, quindi di un formulato, di un concime che contiene azoto, fosforo, potassio, boro, molibdeno, ma soprattutto in associazione ALA.
ALA che cos'è? È un aminoacido, è l'acido 5-aminolevulinico, quindi un precursore della clorofilla, che legandosi appunto a un atomo di magnesio, il tetrapierrolo, va a costituire la clorofilla. Quindi il concetto è che quando portiamo ALA alla pianta andiamo a accelerare il processo di fotosintesi, soprattutto le condizioni di stress per la cultura. L'altro aspetto molto interessante che già qui in Orta abbiamo avuto modo di apprezzare l'anno scorso in una prova è stato proprio la maggior efficienza a livello di assorbimento radicale degli elementi nutritivi, aspetto sicuramente molto importante perché ci permette di ottimizzare gli input a livello nutrizionale, e l'anno scorso abbiamo visto dati interessanti anche appunto a livello poi produttivo e qualitativo. Come diceva Arnaldo, sono prodotti che vengono utilizzati su diverse culture con vari obiettivi, soprattutto per stimolare la fotosintesi, appunto la maggiore efficienza fertilizzante, e il vantaggio è quello che possiamo utilizzare questi prodotti in associazione con gli altri prodotti per difesa o diserbo, in quanto sono prodotti compatibili, selettivi ovviamente per la cultura e decisamente innovativi. In questo caso abbiamo fatto 2 trattamenti che consigliamo su cereali a una dose di 1,25 litri per ettaro. Quali sono i prodotti che potrebbero dar fastidio in eventuale miscela al Pentac 5 ALA? Ma direi, come accennavo, in generale sono prodotti miscibili, compatibili e assolutamente selettivi sulle culture. D'esclusione di prodotti quali oli, ma parliamo di altri ambiti, non abbiamo nessun tipo di problematica. Ecco, quello che consigliamo su cereali, su frumento, le 2 applicazioni di prodotto, di trattamento, e mentre sulle altre culture andiamo sulle 3 applicazioni consigliate. Brevemente vi spiego come è stata impostata la prova quest'anno col Pentac 5 ALA. Alle mie spalle ci sono parcelle di pilier in cui alla mia destra non è stato applicato il Pentac 5 ALA, mentre invece sulla mia sinistra è stato applicato alla concimazione di base della parcella. Le parcelle hanno avuto da 0 a 240 unità di azoto, quindi alcune parcelle 0, altre 60, altre 120, altre 180 e altre 240 unità di azoto in 2 o 3 interventi. Su alcune parcelle non è stato applicato il Pentac 5 ALA, in altre invece sulla stessa concimazione di fondo è stato applicato il Pentac 5 ALA, e andremo a vedere poi con la raccolta i risultati in termini di resa e di proteine. Dai risultati degli anni scorsi in prove simili abbiamo avuto risultati significativi dal punto di vista statistico in termini di aumento di proteine con il Pentac 5 ALA. Andiamo a verificare anche quest'anno se appunto i risultati ottenuti gli anni scorsi sono confermati. Siamo rientrati in sede a Orta e sempre con l'amico Matteo tenteremo di fare un'analisi dell'annata agraria e in particolar modo annata del grano, annata granaria. E quindi io volevo chiedere a Matteo le sue osservazioni, in particolar modo per quanto concerne il grano e logicamente la siccità che abbiamo dovuto affrontare in questi ultimi mesi. Sì, Arnaldo, allora per quanto riguarda la siccità, in queste settimane, in questi mesi, come è successo negli ultimi anni, le primavere sono state siccitose. Questo ha comportato quindi una disponibilità idrica spesso al limite o in alcuni casi anche insufficiente. Però come gli anni scorsi non ci aspettiamo rese eccezionalmente basse, perché in realtà quando la siccità primaverile viene dopo una siccità autunno-invernale, perché comunque anche in autunno e in inverno non ha fatto molte piogge, l'apparato radicale non è superficiale come ci può essere nelle annate umide, ma se l'inverno e l'autunno sono siccitosi e comunque abbastanza asciutti, la radice va molto in profondità, permettendo poi di sostenere, di tollerare meglio la siccità anche in primavera. Quindi le siccità in primavera sono pericolose se avvengono dopo un inverno molto umido, ma non è successo, quindi la radice quest'anno è molto profonda e quindi in terreni ben strutturati, lavorati bene, la radice ha potuto approfondirsi, permettendo quindi alla pianta di trovare concime, trovare acqua e di conseguenza tollerare meglio questa siccità primaverile. È chiaro però che nei terreni sciolti, quindi sabbiosi, o nei terreni di poca capacità di ritenzione idrica, in questo caso le rese effettivamente avranno un effetto, saranno negativamente influenzate da questa siccità
primaverile, anche in modo notevole, quindi prevediamo delle rese abbondanti in territori dove qualche pioggia comunque tra aprile e maggio c'è stata, ma nella maggior parte delle situazioni invece ci saranno delle rese buone, discrete o nei terreni sciolti purtroppo scarse. Per quanto riguarda le malattie fungine, questa stagione asciutta, ha sfavorito lo sviluppo delle malattie fungine, quindi da questo punto di vista abbiamo un aspetto positivo, perché appunto i grani non sono stati particolarmente colpiti da malattie delle foglie. Per quanto riguarda le malattie della spiga, invece in alcune reali dove le piogge di maggio hanno coinciso con le fioriture, qualche rischio in più di fuserosi della spiga e di problemi di micotossini ci possono essere, sebbene sembrano al momento essere piuttosto limitati, circoscritti e poco frequenti. Però io sono convinto che rispetto all'anno scorso noi andremo a produrre da un 10 a un 20% in meno, almeno io parlo per il territorio polesano, basso ferrarese, basso veneziano, cioè il territorio, gli areali che praticamente io controllo, effettivamente li avremo delle rese inferiori rispetto all'anno scorso, che abbiamo avuto un'annata eccezionale, sia ben chiaro. Però mi fa molto piacere le osservazioni che hai fatto e mi rincuorano. Concordo con la storia che la siccità mi porta, in certe fasi mi porta all'aumento dell'apparato radicale, che è molto importante per i grani, per tutte le piante, ma in particolar modo anche per il grano, però secondo me andremo a produrre di meno. Un altro aspetto importante è il fatto che saremo praticamente avvantaggiati da un listino, il grano rispetto all'anno scorso ha un listino superiore, a un prezzo di mercato interessante e che quindi andrà a dare ossigeno, se si mantiene a questi livelli o più o meno a questi livelli, andrà a dare ossigeno alle nostre aziende agricole.